Attorno alle 12 di questa mattina un ragazzo di 23 anni di nazionalità moldava si è infortunato cadendo violentemente sugli scogli della diga nord di Isola Verde, località Bacucco. Ancora una volta la catena di soccorso per le emergenze in spiaggia si è attivata con la massima urgenza, con l'intervento praticamente immediato dei bagnini e del personale dei bagni Smeraldo dotati di quad di proprietà. Le condizioni di questo giovane, probabilmente in stato di ebbrezza, inizialmente sono state causa di notevole preoccupazione per i soccorritori, in quanto il 23enne è rimasto svenuto per più di qualche minuto e si temeva il peggio. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi nulla di grave, il giovane al momento si trova all'ospedale di Chioggia per accertamenti. È da sottolineare il notevole livello di attenzione per la sicurezza dei turisti e dei bagnanti presenti a Isola Verde e in particolare i bagni Smeraldo, presidio sanitario fisso dell'AS 3, al momento durante il weekend da luglio tutto il mese. Ponte radio, defibrillatori, quad, ben 4 bagnini disponibili in contemporanea tra i bagni Smeraldo e le vicine postazioni della spiaggia libera, gestite tutto dal consorzio ASCO. In questa settimana in Parlamento sarà discusso il decreto aiuti per trovare misure di sostegno per imprese e lavoratori. Tra i sostegni si pensa di prorogare al secondo trimestre il credito d'imposta per le imprese legate al settore ittico, come era stato fatto nel primo trimestre dell'anno. Si tratta di una misura atta a tentare di calmierare l'aumento dei costi di gestione alle imprese dovuto al caro gasolio. Questo sta creando una pesante situazione nel mondo della pesca, costringendo molte imprese a fermarsi, tenendo da conto che la situazione non vede margine di miglioramento. Il timore di Federpesca è che durante l'estate molte imprese nell'ittico non abbiano altra soluzione che chiudere per sempre. Per evitarlo servono altri strumenti a supporto della categoria. Il secondo trimestre dell'anno, per quanto riguarda gli aumenti, è stato peggiore anche del primo e gli strumenti stessi messi in atto vanno necessariamente prorogati. In primis lo strumento che permette alle imprese di compensare parte dell'aumento dei costi con detrazioni fiscali. Ora le decisioni passano al Ministero dell'Economia, sperando che ci si attivi per garantire ossigeno alle imprese e sicurezza ai lavoratori. Se ciò non fosse, per il settore sarebbe un disastro. I pescatori di laguna non riescono più a pescare a causa dell'invasione di una specie, le noci di mare, chiamate anche acqua grossa, una specie invasiva che divora quelle che entrano in laguna per riprodursi e che si diffonde maggiormente quando il clima è caldo. Ora i cogoli catturano solo quelle, i pesci sfuggono alla cattura, pesci e anche le seppioline, con il rischio poi che le reti, visto il peso delle noci di mare, si possano anche rompere. La laguna è sempre meno pescosa, i pescatori sono sempre meno, molti tra quelli rimasti rischiano di chiudere per mancato guadagno. Anche per loro il prezzo
prezzo dei carburanti incide sul guadagno e molto, trovandosi a dover spostare reti e cogoli in cerca di zone meno invase dalle noci di mare. Anche questa categoria chiede che la Regione intervenga con ristori. Come ci ricorda Elio Dall'Acqua, armatore, la categoria rimane ferma già per 2 mesi nel periodo invernale. Far sì che si fermi anche ora decreterebbe la chiusura di molte delle attività. Una delle loro richieste è il potersi servire di un distributore di carburante con prezzi agevolati e dedicato al settore, come già accade per i pescherecci più grossi. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Abbondano gli abusivi sulla spiaggia a nord verso la diga, proponendo merce di ogni genere. Gli operatori fanno notare il problema aggiungendo che gli steward, il servizio che era attivo nelle aree libere, è stato eliminato, ma aiutavano a contrastare il fenomeno. Il commercio abusivo, come afferma Gianni Boscolo Moretto di Gebis, dà un'immagine negativa alla spiaggia e sarebbe il caso di fare un incontro per avere un confronto con l'amministrazione a riguardo. Servono soluzioni per contrastare questo fenomeno che denigra l'immagine della località. Il presidente di Cisa Camping, Leonardo Ranieri, afferma che il territorio va controllato in modo più massiccio e soprattutto durante il fine settimana non è presidiato come dovrebbe. Il presidente di Ascom e Confcommercio, Alessandro Darè, ribadisce che è una cosa a dir poco vergognosa, un problema che ci si è persino stancati di segnalare, problema evidenziato non solo da Ascom ma anche da altre sigle, e ricorda che ci sono anche finti agricoltori che vendono prodotti chiaramente di provenienza diversa, ma che affermano di essere nostrani, quali ananas e banane, facendo una concorrenza scorretta ai veri orticoltori che sono soggetti a norme ben diverse. Pescheria Cam. Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Sulla tratta ferroviaria Chioggia-Adria-Rovigo si rendono necessari i lavori di manutenzione programmati da RFI. Dal 5 luglio, martedì al 29 luglio, venerdì, tutti i treni che collegano Chioggia ad Adria saranno sostituiti da bus. Dal 30 luglio sabato al 28 agosto domenica, tutti i treni che collegano Chioggia, Adria e Rovigo sono cancellati e sostituiti da bus. Dal 29 agosto lunedì all'11 settembre domenica saranno cancellati tutti i treni che collegano Chioggia ad Adria e sostituiti da bus. Sistemi Territoriali si scusa per il disagio. Allora, siamo al Bigoli, poi non so se lo sapete, io non lo sapevo, ci sono anche i bussolà integrali, fatti con farina integrale. Come sono questi Franco? Buonissimi, integrali. Ma come mi puoi dire la composizione? Semplici farine integrali. Perfetto. Fatti. Ok, Un po' di qui a sale Bigoli, e un po' di strutto. forno storico di Ridavena e Esatto. aspettiamo per il bussolà Numerosi, integrale. numerosi. Grazie, ciao. La Regione Veneto ha realizzato un catalogo in cui sono riportate le opere pittoriche del patrimonio della Regione Veneto stessa. Per realizzarlo la Regione si è avvalsa anche dell'aiuto del grande ufficiale Giorgio Aldrighetti, nostro concittadino, conoscitore della nostra città, tradizioni, patrimoni e peculiarità come pochi ed esperto in araldica. La catalogazione è stata fatta ai fini assicurativi delle opere pittoriche di proprietà della Regione Veneto presenti a marzo di quest'anno. L'intervento di Aldrighetti riguarda un ritratto in cui si trova uno stemma nobiliare. Aldrighetti, noto studioso in araldica, si è interessato per sottoporre l'opera all'analisi della dottoressa Ilaria Buonafalce dell'Académie Internationale d'Heraldique. Lo studio dello stemma ha permesso di individuare il soggetto del ritratto.